e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione Noi Chiesa. Si è concluso con un bilancio molto positivo il pellegrinaggio diocesano delle Cresimate e dei Cresimati a Roma, un'iniziativa organizzata ogni anno dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile che quest'anno ha radunato 130 ragazze e ragazzi per 3 giorni, un'occasione di crescita per loro ma anche per i loro accompagnatori. Federico Sannino ha raccolto alcune impressioni. Il pellegrinaggio dei Cresimati della diocesi di Chiavari a Roma segue ormai da diversi anni una formula sperimentata e consolidata nel tempo. Quello che si rinnova ogni anno è lo sguardo e il cuore con cui ciascuno dei partecipanti si apre a questo momento che è principalmente di condivisione, fraternità e amicizia. La mia emozione è che per andare a Roma per il pellegrinaggio e conoscere il Papa che non ho mai conosciuto in vita mia. Sono molto felice di fare questo viaggio a Roma e anche di vedere il Papa che non ho mai visto, ma comunque fare un'avventura che non ho mai fatto prima. Il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile propone un programma che unisce momenti più spensierati ad un tempo di approfondimento e ascolto. Pensiamo sia una bella esperienza per i ragazzi che hanno appena vissuto la Cresima, quella di questo pellegrinaggio a Roma, soprattutto anche un po' per scoprire questo aspetto, no, di diocesanità della nostra Chiesa diocesana. E qual è il momento più atteso di questo pellegrinaggio a Roma? Ma allora diciamo che non dico che ci sarà un momento forse centrale o più atteso, ecco, sono tanti momenti diversi che attendiamo tutti forse in ugual modo. Sicuramente questa sera al camping avremo la possibilità dell'ascolto, che penso sarà molto importante per i ragazzi. Domani mattina forse sì, sarà l'appuntamento un po' principale, quello della messa che celebreremo nella Basilica di San Pietro, in cui poi i ragazzi ripronunceranno un po' queste le parole che hanno anche pronunciato durante la loro cresima, la loro confermazione. E poi anche domani sera avremo la possibilità, no, di vivere un'altra esperienza di ascolto. Però ecco, sicuramente centrali saranno anche gli appuntamenti poi di divertimento, di visita a Roma, ecco, che i ragazzi attendono con ansia. Quanti ragazzi sono presenti in questo pellegrinaggio? Allora, quest'anno siamo circa 120-130 partecipanti, provenienti un po' da tutte le parrocchie della diocesi. C'è un bel numero di ragazzi della Fontana Buona, quest'anno siamo molto contenti, forse è il gruppo più numeroso, però ecco, diciamo che tutte le varie realtà diocesane sono abbastanza ben rappresentate. C'è la gioia di camminare insieme, l'entusiasmo di sperimentare cose nuove, la curiosità di visitare luoghi e la capacità di mettersi in ascolto. Il pellegrinaggio dei Cresimati della diocesi di Chiavari a Roma sta regalando questo ed altro ai partecipanti, ragazzi e ragazze dai 13 ai 14 anni, che per 3 giorni hanno la possibilità di vivere in maniera autonoma un'esperienza di vita e di fede. Siamo emozionati e vogliamo visitare anche la città e poi avremo una messa il 26. Qua è molto bello, anche se sono abituato alle città un po' più piccoli e devo un po' abituarmi qua, anche se il viaggio è stato bello perché c'erano tutti i miei compagni. Mi sento felice perché è una città bella e sono con i miei amici e non sono da solo, quindi penso che sia un'esperienza fantastica. La prima giornata, dedicata in parte al viaggio, è proseguita con la visita alla città di Roma, nel solco di un'esperienza che ormai si è consolidata negli anni. Indubbiamente è sempre un'esperienza molto bella, ricca, carica di emozioni. Anche quest'anno abbiamo voluto offrire ai ragazzi questa opportunità, ai ragazzi che hanno deciso di partecipare a questi 3 giorni dei Cresimati a Roma. Siamo accompagnati anche quest'anno dal nostro vescovo Giampio
da tanti sacerdoti, catechisti, educatori. La serata al camping è stata dedicata all'ascolto. A portare la sua testimonianza Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI, che ha affrontato il tema delle fragilità e della cura. Abbiamo fatto una distinzione fondamentale tra fragilità e vulnerabilità, affermando che la fragilità è una dimensione costitutiva della persona, non ha nulla di sbagliato, non c'è nulla da correggere, così come ci insegna Papa Leone nella Magnifica Humanitas. La fragilità non è un difetto da correggere, ma una condizione da vivere. E alla fragilità si abbina la cura. I gesti di cura tengono in sicurezza la fragilità. Quando noi diciamo fragile maneggiare con cura, intendiamo ogni persona che ha bisogno di essere trattata con attenzione, con cautela e con cura. Il momento centrale del pellegrinaggio diocesano dei Cresimati a Roma è la visita alla Basilica di San Pietro, dove i partecipanti possono rinnovare la loro professione di fede durante la messa celebrata dal vescovo diocesano. È un'occasione del tutto nuova per i giovani in un contesto maestoso come quello della Basilica Vaticana. È stato sicuramente molto bello e soprattutto emozionante, e posso anche dire che è stata una messa molto diversa, soprattutto per il contesto, soprattutto per il luogo in cui ci trovavamo. È stato molto bello essere in un ambiente così ampio, sentire anche le parole del vescovo in questo posto è sicuramente più bello che sentirle in un posto normale. Ecco. Che trovarsi molto vicini a comunque anche dove si trova il Papa per me è stato molto emozionante. Fare anche una messa in un altro posto diverso dal solito è stato bello, è una bella sensazione. Io questa messa ho letto la prima lettura e secondo me leggerla comunque davanti a tutti e comunque in una chiesa così grande è molto bello, mi è piaciuto molto e mi ha provocato tante emozioni contrastanti che però erano belle e significative. È sempre bello un po' stare di fronte alla maestosità della chiesa e anche la celebrazione è stata piacevole, siamo riusciti anche a far entrare le chitarre. Ecco, e questo ci ha aiutato anche a celebrare in modo più semplice e più vero. Al termine della celebrazione, la fotoricordo e poi il secondo appuntamento della giornata, l'incontro con gli operatori della Cittadella della Carità, progetto sostenuto dalla Caritas di Roma e rivolto alle molteplici situazioni di fragilità della capitale. Caritas Roma ha due grandissime aree, una parte è legata proprio alla promozione, alla sensibilizzazione e alla possibilità di attraverso proprio la testimonianza del Vangelo applicare poi praticamente nelle opere, nei servizi, l'aspetto un pochino più pratico a partire da questo. E quindi c'è l'area, le aree che si occupano proprio di promozione al volontariato e alla cittadinanza attiva, e poi ci sono quelle che noi chiamiamo opere segno. Sono appunto dei servizi che nascono per rispondere a dei bisogni, ma vanno oltre, quindi non è solo il dare il pasto piuttosto che dare il vestito, ma sono dei servizi stimolo che dovrebbero in qualche modo poi condizionare un po' anche le coscienze e le vite delle persone che abitano nei vari quartieri a prendersi cura loro stessi dei bisogni e delle esigenze delle varie persone che sicuramente hanno meno opportunità di noi, ecco. Quindi Caritas nasce un po' con questo scopo. Di fronte a questo ci siamo trovati nel corso degli anni chiaramente a rispondere a esigenze di vario tipo, quindi l'aspetto legato a giovani e minori attraverso dei centri di aggregazione, attraverso delle case che in qualche modo ospitano, dei centri che ospitano questi ragazzi minori non accompagnati, il poliambulatorio, quindi servizi che rispondono a delle esigenze di tipo pratico e di tipo sanitario per tutte le persone che non hanno la possibilità di accedere ai servizi pubblici. Poi ci sono le mense, gli ostelli, le case famiglia per mamme con bambini, i servizi legati alla domiciliarità, quindi insomma che si occupano di chi una casa ancora ce l'ha ma poi è privo di tutto il resto, no? Compreso tutto l'aspetto relazionale. Diciamo che in tutti i centri, a seconda di quello che fanno, l'obiettivo principale è quello di creare delle relazioni significative con le persone che arrivano e che portano un bisogno in qualche modo, che è un bisogno figlio di tanti altri bisogni che magari si vedono un pochino di meno. E alla Caritas di Roma ci sono tantissimi volontari che fanno dei corsi, quindi sono dei volontari in qualche modo anche preparati a poter rispondere e che in tutti i servizi danno una mano enorme, perché chiaramente insomma, c'è un numero molto alto in centri come per esempio la Mensa, che ospita più di 500 persone al giorno,
quindi il servizio che fa il volontariato è essenziale e fondamentale. Un tema che ha suscitato una forte impressione tra i ragazzi e le ragazze, lasciando un segno nel loro cuore. Quali sono le vostre emozioni? Allora, per me queste emozioni sono molto forti perché comunque abbiamo guardato e visto dal vivo un ambiente che non tutti i giorni ci si può approcciare, vedendo appunto il luogo e anche alcune delle persone lì presenti, e questo sicuramente ti dà delle emozioni molto forti e ti fa capire anche che si può noi nel proprio piccolo comunque aiutare le persone magari in difficoltà. Sicuramente io ho notato che in molti casi loro ci dicono che fanno tutto il possibile, e ci hanno spiegato anche che è anche proprio un lavoro, quindi non anche per beneficenza, ma si fa proprio un lavoro. Quindi anche vedere la passione che ci mettono queste persone, che il primo signore che abbiamo incontrato ci aveva detto che aveva una laurea in ingegneria, che al posto di sfruttare quella laurea in ingegneria ha voluto aiutare le persone vedendo quella Caritas di Roma. Il terzo giorno dei Cresimati a Roma inizia di buon mattino, quando i 130 giovani della diocesi di Chiavari lasciano il camping dove hanno soggiornato nei giorni precedenti per raggiungere piazza San Pietro. Qui partecipano all'udienza generale del mercoledì tenuta da Papa Leone XIV nella Basilica Vaticana. Emozionati assistono all'ingresso del Papa in Basilica. Il vescovo Giampio De Vasini ha modo di salutare personalmente il pontefice, così come 3 giovani della diocesi che vengono estratti a sorte e hanno la possibilità di dialogare per qualche istante con il Papa. Saluto altresì i cresimati della diocesi di Chiavari, accompagnati dal loro vescovo. Cari ragazzi, con la cresima avete ricevuto il dono più bello, lo Spirito Santo. Non è un tesoro da tenere nascosto, ma una luce che dovete far risplendere ogni giorno. Sono Jacopo della parrocchia di San Bartolomeo e sono state comunque delle bellissime emozioni, anche abbastanza forti, essendo un personaggio molto molto famoso, e mi è piaciuto anche comunque sentir scambiare le parole con le altre persone, e ha dedicato comunque 2 minuti a tutti parlando, e questo mi è piaciuto tantissimo. Sono Chiara, vengo dalla parrocchia di Cornia e secondo me è stata un'esperienza bellissima, perché comunque il Papa si è fermato a parlare con tutti e ha dedicato a ognuno un po' di tempo per parlare. Sono Sara, vengo dalla parrocchia di Santo Stefano del Ponte e penso che sia stata un'esperienza unica, perché è difficile che capiti a qualcuno di poter incontrare il Papa, e noi abbiamo avuto questa fortuna e è stato veramente disponibile, è stato molto bello. Ho avuto comunque il dono di poter essere così vicino al Papa e salutarlo di persona. È stato bello anche ascoltarlo nell'udienza, anche se forse per i ragazzi è un po' difficile sulla liturgia, però sarebbe bello appunto che anche loro si appassionassero a vivere l'incontro vivo con il Signore nella preghiera, e spero che il Papa in questo ci abbia aiutato. L'udienza con il Papa in San Pietro ha concluso la 3 giorni dei Cresimati a Roma. In un clima di gioiosa condivisione, ciascuno ha portato a casa emozioni e ricordi. Il bagaglio che i pellegrini portano al ritorno è sempre un pochino più ricco di quello con cui sono partiti. Ciascuno, secondo la propria condizione e sensibilità, è tornato a casa con un ricordo. Per alcuni il momento più emozionante è stato l'incontro con Papa Leone XIV. Le sue parole sono state molto emozionanti, spero che ci abbiano insegnato e ci insegnino e che ci possano aiutare nella nostra vita. Altri invece hanno vissuto con particolare partecipazione la celebrazione eucaristica nella maestosità della Basilica di San Pietro. Io sono Letizia della parrocchia di San Giovanni di Chiavari, e le emozioni che mi ha suscitato questa esperienza sono state bellissime, perché comunque ho avuto del tempo insieme ai miei amici e alle mie amiche, ho incontrato tante persone, ho fatto nuove amicizie e ho visitato Roma, che è una bellissima città, e ho avuto anche la fortuna di andare a San Pietro a celebrare una messa, e direi che questa è l'esperienza che
piaciuta di più in assoluto, perché è stata un'emozione unica in una chiesa del genere, avere la fortuna di appunto essere lì con tutta la gente, tutti i miei amici, e poter celebrare una messa. E anche oggi poi abbiamo visto il Papa, una catechesi che mi è piaciuta molto, e appunto sono felice, sono contenta e mi sono divertita molto. Io sono Maya, sempre della parrocchia di San Giovanni, e un momento di questo pellegrinaggio che a me è rimasto molto impresso è stata la messa di ieri mattina che abbiamo fatto a San Pietro con il vescovo della nostra diocesi e con i vari donne delle parrocchie, perché comunque è una chiesa molto importante, e sapere che eravamo lì a celebrare una messa che di solito celebriamo nella chiesa della nostra parrocchia in una città molto più piccola rispetto, in una realtà anzi molto più piccola, è stato molto bello e emozionante secondo me. Emozioni forti ha suscitato anche l'incontro con Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute, che ha toccato il tema delle fragilità. Io sono Veronica della parrocchia di San Giovanni, e le emozioni che mi ha suscitato questa esperienza sono particolari, cioè che mi sono emozionata molte volte e mi sono divertita, ho conosciuto tante persone, mi sono divertita in generale con le mie amiche e appunto mi è piaciuta tantissimo questa esperienza. L'esperienza che appunto mi ha colpito di più è stata la prima serata in cui abbiamo incontrato questo prete che ci ha un po' fatto emozionare. Ecco, io mi sono emozionata tantissimo e quindi questa esperienza mi è piaciuta veramente tanto. Io sono Anna e faccio parte della parrocchia di San Giovanni. E il momento diciamo più significativo di questo pellegrinaggio è stato quando la prima sera è venuto un prete a farci un discorso, e l'ho trovato molto personale perché non mi capita molto spesso di sentirmi compresa, a parte con poche persone della mia famiglia, e diciamo vedere una persona comunque di questa importanza, che parla di un tema comunque molto attuale che tante persone affrontano, mi ha colpito particolarmente. Anche io mi sono emozionata perché mi sono sentita proprio accolta a braccia aperte per quello che sono, senza un filtro, una maschera che molto spesso metto, e quindi penso che quello sia stato il momento più bello. Però tutto il pellegrinaggio, stare con gli amici, le risate, è bellissimo. I cresimati hanno vissuto tutti questi eventi che hanno donato loro un'esperienza di vita un po' più ricca di una semplice gita, pur in un contesto gioioso e vivace secondo la natura della loro giovane età. Un esito che ogni anno spinge la diocesi a promuovere questo pellegrinaggio, che restituisce ricchezza anche a chi lo organizza. Sono stati 3 giorni particolarmente intensi, l'incontro con Don Angelelli, poi la visita alla Caritas romana, la visita ad alcuni monumenti romani, la messa in Basilica in San Pietro, e poi questa mattina l'incontro con il Papa, dove 3 cresimati insieme a Don Stefano hanno avuto la possibilità di stringere la mano e di scambiare qualche parola con Papa Leone. Il clima di questi 3 giorni è stato un clima di gioia, di amicizia, c'è stato anche qualche piccolo casino, ma questo in un pellegrinaggio di adolescenti direi che è più che normale. E quindi un grazie al termine di questo pellegrinaggio, un grazie a Mattia, un grazie a Maria Giulia, un grazie ai preti, ai catechisti e agli animatori che hanno accompagnato, rendendo possibile questo pellegrinaggio. Quindi alla prossima. Ora andiamo in Val d'Aveto, dove la comunità di Santo Stefano d'Aveto si è radunata nel santuario mariano che domina il paese per celebrare l'annuale festa della patrona Nostra Signora di Guadalupe. Il santuario in Val d'Aveto è l'unico in Italia intitolato alla Vergine apparsa a Juan Diego. Il vescovo Giampio De Vasini ha celebrato la Santa Messa e ha accompagnato il rito della processione. È
È una storia antichissima quella che lega la devozione alla Madonna di Guadalupe alla comunità di Santo Stefano d'Aveto, antica e unica. Il santuario che incorona il paese alle pendici dell'Appennino è l'unico in Italia intitolato a Maria sotto il titolo che le è stato attribuito dopo l'apparizione a Juan Diego nel 1531. È una devozione che si è sviluppata a partire da 2 secoli fa all'incirca ed è diventata proprio l'occasione che ha formato l'identità di questo culturale di questo popolo, di questa zona, di questo territorio, proprio perché è molto sentito come devozione e tra l'altro l'impressione che hanno avuto i parrocchiani, che hanno tuttora i parrocchiani, è quasi di essere stata scelta dalla Madonna stessa questo luogo come suo luogo di devozione, non proprio come ovviamente come quello ufficiale, originario delle apparizioni, però il sentimento è abbastanza simile, devo dire, e ha contribuito poi nel tempo a formare l'identità di questo popolo, perché comunque è vero che la devozione a Maria ci riporta sempre a Gesù Cristo, questo è vero, è verissimo. Qualunque bisogno uno ha e si rivolge a Maria, molti si rivolgono alla Madonna nelle loro necessità, però poi è l'occasione proprio per riscoprire quella che è la decisività dell'esperienza di fede per le persone di ciascuno di noi. La festa in onore di Nostra Signora di Guadalupe a Santo Stefano d'Aveto è articolata e abbraccia diverse giornate. Nella celebrazione al santuario, che precede quella sul Monte Maggiorasca, si riuniscono persone originarie di Santo Stefano d'Aveto, famiglie che trascorrono qui l'estate e altre che hanno lasciato la valle ma tornano appena possono. Io ci sto benissimo a Lavagna, ma Santo Stefano è il mio paese, ci sono nata. È più bello di questo, non ce n'è, è la fine del mondo, ci sono dei monti meravigliosi, si respira un'aria che non c'è da nessun'altra parte. Ci viene sempre volentieri. Ma sempre, ho la casa qui, ho i miei fratelli, siamo in 5 fratelli, abbiamo una casa tutti insieme, l'abbiamo ristrutturata e tutti gli anni torniamo qui e i nostri figli e nipoti si incontrano, siamo nella stessa casa, siamo felici. Chiavari chiaramente ha un rapporto speciale con Santo Stefano d'Aveto da generazioni e molti chiavaresi, fra i quali il sottoscritto, vengono fin da bambini in vacanza e ritornano anche da grandi nei momenti di festa e di ferie. È bello ritrovarsi, no, da queste parti. È assolutamente bello, emozionante ritrovare i luoghi del cuore, i luoghi dell'infanzia e anche le conoscenze e gli amici. La celebrazione centrale della giornata è stata presieduta dal vescovo di Chiavari, Giampio De Vasini. Al termine si è snodata la processione che ha attraversato il paese, addobbato a festa grazie alla cura degli abitanti. La liturgia è stata animata dal coro parrocchiale. Il coro era prontissimo per la grande festa. Sì, dai, abbiamo cercato di prepararci perché poi per noi comunque è una festa importante, ci teniamo, ecco. Sì, perché siamo comunque affezionati alla Madonna di Guadalupe. Quindi sì, abbiamo cercato e speriamo di essere riusciti comunque a trasmettere. Siete anche un bel gruppo. Sì, poi vabbè, durante l'inverno ovviamente siamo sempre un po' meno perché siamo proprio meno qua a stare, però per queste feste cerchiamo di radunarci un po' tutti, sì. L'inno finale è dedicato alla Madonna, proprio quello di Guadalupe. Sì, è proprio il nostro inno che lo facciamo in occasione appunto della festa di Guadalupe e niente, rappresenta proprio bene anche l'incontro di Juan Diego con la Madonna, quindi sì, lo cantiamo volentieri. Ma cantiamo tutte le domeniche, o in 3 o in 4 o in 5 o in 6, quelli che siamo cantiamo, poi per il piacere di trovarsi, di cantare, insomma consideri che oggi c'è metà della gente che c'era la settimana scorsa, perché è passato Ferragosto, è la giornata più tardi, quest'anno è la 4ª domenica d'agosto, che in genere è la 3ª, perché viene subito dopo San Rocco, e quest'anno è tardi, diciamo. Se no ce n'è il doppio della gente che c'era, ma così tutte le domeniche, non è una cosa... Siete devoti qua a Santo Stefano? Devoti, fin troppo. Ad accompagnare la processione la banda cittadina. È una delle bande che sono nate in periodo risorgimentale. Abbiamo festeggiato proprio a maggio i 170 anni di storia, quindi una banda con radici culturali antichissime, una delle bande sicuramente la più alta della Liguria
è una delle più alte d'Italia, però una banda ancora viva e ancora in piena attività. Certo che oggi eravate al completo, ma si sono visti tanti elementi, e giovani e meno giovani. Sì, oggi il giorno della festa eravamo al completo. Comunque è una banda che ha un seguito e una partecipazione veramente encomiabile. Intanto è una società che è articolata in 3 branche diverse. Ha il coro polifonico, alla scuola di musica e alla banda. Teniamo conto che in un paesino come Santo Stefano abbiamo una scuola di musica con circa 25 ragazzi, quindi è un po' un record. E anche la banda, abbiamo visto, è ben nutrita. Poi siete bravissimi, tra l'altro ha reso anche l'idea per il passare della processione del Carugio, insomma non era nemmeno facile, ma siete stati brillanti. Grazie, sì. Questa era la parte processionale, la parte di sfilata della banda. Questa sera ci esibiremo in concerto in chiesa, in cui spazieremo in vari tipi di musica, dalla rock alla musica classica, alle colonne sonore. Veramente avremo un 360 gradi di musica. La comunità ha curato ogni aspetto della festa. La parrocchia è in festa, come ci siamo impegnati per questo giorno? Allora, ci siamo impegnati a organizzare come sempre una lotteria, una pesca di beneficenza come riffa, con tappi eccetera, e poi le varie celebrazioni religiose, processione, messe eccetera. Ecco, abbiamo visto questa lotteria e questo gioco che eravate impegnati. Sì, il gioco dei tappi, che soprattutto per i bambini, anche per i grandi, però per i bambini possono vincere dei giochi, dei bei premietti, e poi è beneficenza appunto per la parrocchia. Ecco, il gioco dei tappi ricordiamo un po' a chi non sa come si gioca, in che cosa consiste. C'è un tabellone con tanti tappi, il cliente sceglie i tappi e se ce n'è uno vuoto non prende niente, se è rosso vincerà un premietto, se è verde un po' di più, e così andare fino al blu che è un premione. E ogni tappo si fa un'offerta? Beh certo, un tappo costa €1, è un'offerta minima che alla fine della giornata è una buona offerta. Santo Stefano d'Aveto si raduna ogni anno intorno alla sua patrona. È un momento di festa, ma soprattutto una celebrazione che aiuta a ritrovare le radici di una memoria che continua a dialogare con il presente e che non perde vitalità. Questa è una ricorrenza che è proprio radicata nella comunità, nel senso proprio della fedeltà dei cittadini di Santo Stefano d'Aveto, anche quelli che sono andati via dal paese per motivi di lavoro e di studi. Ad agosto, anche complice con le ferie, ritornano qua per celebrare questa giornata di festa in onore della Nostra Signora di Guadalupe. E oggi il tempo ha retto brillantemente e ci ha permesso di fare una fantastica processione per le vie del paese, che è proprio sempre la cosa più sentita. Tutti i cittadini che addobbano il paese con i lumini la sera prima. Ora da un paio d'anni il gruppo Giovani Aveto ha anche avviato una sorta di sagra la sera prima in onore della festa della Guadalupe, e non è finita qua, perché stasera ci sarà il concerto del coro polifonico e della banda del complesso musicale di Santo Stefano. Il 25 agosto ci sarà il concerto sempre qua in chiesa del coro La Contrada, e il 27 agosto il pellegrinaggio sul Monte Maggiorasca, che anche quella è una tappa sentitissima da parte della comunità, è molto partecipata. I santuari in genere, poi questo in particolare, hanno qualcosa di speciale, quindi noi abbiamo una visione un po' particolare, perché qui arriva gente da tutta Italia, mi arrivano telefonate da tutta Italia che chiedono preghiere, che chiedono aiuto. Sicuramente poi, esulando da questo, dobbiamo rilevare quello che è il momento storico della partecipazione ai sacramenti. Sì, ci può essere un po' di riduzione rispetto a quello che era prima, però sicuramente è un passaggio che può portare a chiarire sempre di più
la verità di quello che uno vive. Se uno si basa, continua a basarsi semplicemente su quello che può essere stato è sempre stato così, o abbiamo sempre fatto così, finisce. Se invece diventa l'occasione per riscoprire le ragioni di un'esperienza di fede, allora diventano più forti. Il cammino che noi dobbiamo fare in questo periodo è continuare assolutamente a insistere, a riconoscere quelle che sono le ragioni della nostra esperienza di fede. E anche oggi devo dire che il Vescovo nella sua predica e anche alla conclusione, nel discorso che ha fatto alla fine, prima della processione, ci ha aiutato. Andiamo nella parrocchia di Riva Trigoso, che ha celebrato nel giorno della solennità dell'Assunta la festa della Madonna del Buon Viaggio. Ancora una volta il buio della notte di Riva è stato illuminato da centinaia di lumini che hanno accompagnato il cammino dell'Arca della Madonna del Buon Viaggio. Nel giorno della solennità dell'Assunta, i fedeli della parrocchia sestrese hanno venerato Maria sotto il titolo che nella frazione di antichi naviganti assume una connotazione molto particolare. Per i rivani come me, da generazioni, è una festa significativa, una festa importante. E lo è stata anche per i nostri genitori e per i nostri predecessori. È una festa anche importante per i numerosi turisti che sono, diciamo, fedeli a questa ricorrenza. È una festa che ha le radici nel passato e in questa parrocchia è molto sentita perché il titolo stesso era stato dato da coloro che andavano in viaggio sul serio, cioè pescatori, naviganti e tutta la gente di Riva. E noi desideriamo, finché il Signore ci darà la forza e la possibilità di essere qui, portarla avanti con tutte le nostre forze e con tutto il nostro entusiasmo. Mio padre era un navigante e per noi la festa, la Madonna del Buon Viaggio, è la festa proprio non solamente delle persone ma anche dei naviganti, soprattutto l'unione che c'era in questo paese tanti anni fa tra le persone era il potersi aiutare. Fare un buon viaggio significa anche ritornare e poter ritornare a terra col proprio carico ma con la propria vita era fondamentale, per cui tutti i nostri naviganti hanno storicamente sempre invocato la Madonna del Buon Viaggio per queste ragioni. C'è qualcosa che travalica la tradizione. Ad impreziosire la festa, culminata con la processione che ha raggiunto la spiaggia di Renà, dove sono stati accesi i lumini che hanno illuminato anche lo scoglio della Seu, la presenza del vescovo diocesano. Monsignor De Basini ha presieduto la celebrazione solenne del mattino, incentrando la sua riflessione sull'assunzione di Maria in cielo e la testimonianza sotto la croce. Chiediamo allora a Maria Santissima, assunta al cielo, Madonna del Buon Viaggio, di quel viaggio che prima o poi faremo tutti, il viaggio da questo mondo al Signore Gesù, tra le braccia del Signore Gesù. Chiediamo a Maria Santissima di esserci maestra e compagna nel nostro cammino di fede, di aiutarci a custodire la fede nella risurrezione, e a volte non è facile. Al termine il vescovo ha fatto visita alla mostra fotografica a Riva ieri e oggi allestita nei locali della parrocchia. Abbiamo lavorato, è stato un bellissimo lavoro di squadra che ha consentito di unirci, di esprimere il meglio della nostra terra in un compendio di una carrellata di foto di un secolo e mezzo di storia. Quindi
sentiamo particolarmente il senso della fede, perché i nostri avi si sono proprio affidati a Maria, e il fatto che Riva sia un golfo dominato da due punte su cui le effigi mariane spiccano e proteggono la nostra terra ci dice che il tema fede e lavoro è sempre stato un tema presente nei secoli. Noi cerchiamo di continuarlo e di portare avanti un messaggio che sia di speranza e germogli di futuro. Tante persone si sono radunate nella chiesa di San Massimo a Rapallo per la festa del titolare. Questa è un'occasione che muove davvero tantissime persone impegnate ad organizzare ogni aspetto della festa. È un'occasione per fare comunità. La festa non è solo un momento importante in sé, come punto di memoria in un'esperienza di fede possibile ancora oggi. È l'occasione per muovere persone, per farle incontrare e per ricordare a tutte e a tutti che al di là degli impegni quotidiani e nella vita frenetica di ogni giorno, c'è una comunità che sostiene anche nelle fatiche, che aiuta a riorientare lo sguardo anche quando sembra che nulla possa cambiare. Ecco perché anche quest'anno la festa patronale della frazione di San Massimo a Rapallo, festa che ricorda la vita e le opere del vescovo di Torino, nato nella seconda metà del IV secolo, padre della Chiesa, insigne e predicatore, è stata un'occasione importante per rifondare le basi della vita comunitaria. È un momento di festa per tutta la comunità, è ritrovarsi insieme, trovarsi per celebrare l'Eucaristia e poi per vivere momenti di festa, di convivialità, dove tutta la realtà è coinvolta, dai più piccoli, dai ragazzini, dai bambini, sino alle persone più adulte e le persone che si dedicano in questi giorni a cucinare. Qui c'è una bellissima tradizione che è quella di fare i ravioli a mano, dove vedono tantissime donne coinvolte che vanno nei campi ancora a raccogliere le erbe e poi lavorano appunto per preparare questo piatto delizioso. Ma la cosa bella è che c'è uno spirito di comunione dove queste persone non solo si vedono per la festa, ma c'è una preparazione, c'è uno stare insieme, c'è un collaborare, c'è un aiutarsi a far sì che questa comunità sia sempre più viva, e questo penso che sia una cosa molto bella che va riconosciuta, perché la comunità non la fa il parroco, ma il parroco insieme alle persone, e quando le persone sono disponibili a mettersi in gioco, penso che questa sia la cosa più bella che una comunità può riscoprire, può ritrovare. Per l'organizzazione della festa ci sono persone che si occupano della raccolta dei fondi attraverso la lotteria, altre che si impegnano nel coro parrocchiale, sempre nel segno dei percorsi comunitari. Noi a San Massimo siamo poche persone e allora ci aggreghiamo con San Martino, che ormai siamo diventate anche amiche. Infatti noi andiamo da loro vengono da noi e ci contraccambiamo. Per nostra fortuna ci sono loro. Questa festa è molto sentita da me perché sono nato qua a San Massimo e insomma ci tengo al paese, alla comunità, e cerco di dare una mano nelle piccole cose che posso fare. Sono un fabbriciere, sono anche un ministro straordinario della comunione e alla domenica ci operiamo per portare appunto la comunione alle persone che non possono accedere alla chiesa e farli sempre sentire importanti per il nostro territorio e per la chiesa in particolare. Questa è la festa maggiore e cerchiamo di coronare con l'amore e con la pace per poter stare tutti insieme. Aspettiamo molto durante l'anno questa festa, dietro c'è una grande preparazione con aiuto di tante persone e niente, seguiamo diverse attività, abbiamo la lotteria, il canto, la cantoria, insomma è una festa molto sentita e quindi siamo tutti felici di partecipare. Raccogliamo come la lotteria i proventi che ci aiutano poi a mandare avanti la nostra comunità. È un momento interessante, importante per noi perché la comunità qui si vede e siamo tutti uniti e cerchiamo di aiutarci uno con l'altro per rendere queste giornate più gioiose possibili. Presenti alla festa anche le istituzioni. Ringrazio il parroco Don Davide, ringrazio tutti i residenti perché accolgono sempre con gioia ed entusiasmo
Ringrazio anche tutte le persone che si dedicano alla cura, alla pulizia, all'addobbo della nostra bellissima chiesa frazionale e il presidente del comitato di San Massimo, che poi realizzano la festa laica alla quale partecipano tanti dei nostri cittadini. Buona festa a San Massimo! Ora torniamo nel Sestrese, andiamo nella parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra, che ha organizzato anche quest'anno l'annuale Sagra, una occasione dove tanti giovani si impegnano per portare in tavola ottimi piatti, ma soprattutto è un'occasione per radunare intere famiglie. Non è una sagra qualsiasi, la festa di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante. Come altri eventi estivi organizzati dalle comunità parrocchiali, infatti, sa mettere insieme gli ingredienti fondamentali di ogni appuntamento gastronomico estivo, ossia la buona tavola, con quello che trasforma un gruppo di persone in una comunità. Nei giorni della festa la gastronomia si alterna infatti con il gioco, ad esempio la tradizionale gara dei castelli di sabbia, e con la musica, con gruppi giovanili e uno spazio dedicato al sempreverde karaoke. Quello che colpisce è il numero delle persone, quelle che siedono a tavola, ma soprattutto quelle che contribuiscono con il loro lavoro a organizzare le serate, dedicando tante ore alla preparazione dei piatti. Abbiamo tanti piatti buonissimi, piatti di muscoli, di pesce, gamberoni, totani fritti, panini, patatine, tantissimo cibo. Tanta musica e tanto divertimento. Stamattina abbiamo pulito tutti i muscoli, io sono a servire i muscoli ripieni e abbiamo preparato i ripieni in questi giorni e abbiamo riempito i muscoli e ci siamo un bel gruppetto al mattino che li pulisce e stasera ne stiamo servendo tante porzioni e siamo contenti. Grazie per questa cena speciale, buona, tutto armonioso, come i ragazzi sono armoniosi nella distribuzione, così è stata la cena armoniosa per i nostri corpi. Arrivederci, anche a mangiare. Arrivederci, ciao ciao. Abbiamo cenato in questo splendido contesto, abbiamo mangiato molto bene come sempre, un ottimo staff, tutto veramente buono, eccezionale. La festa di San Bartolomeo della Ginestra ha quindi la capacità di unire le generazioni e di riunire le famiglie. Sono originaria di questi posti, ormai vivo a Milano da 30 anni, ma anche quest'anno ho deciso di venire a passare le vacanze qui, dove c'è la mia famiglia, ma dove c'è la parrocchia a cui sono fortemente legata e a questa festa, perché in questa festa mi sento a casa, mi risento famiglia. Nata e cresciuta qui a San Bartolomeo, da sempre quindi parrocchiana, e vivo questa festa da quando avevo circa 7 anni, che venivo la mattina con i nonni a pulire le seppie, le cozze, ed è sempre stato un momento di grande condivisione con tutto il gruppo qua di San Bartolomeo, e di festa, di un momento di condivisione grande, davvero, sempre sentita nel cuore. Bello che in questa festa ci siano tanti giovani, tanti ragazzi. È bello vedere tante persone venire a partecipare, tantissimi a lavorare, è una gioia, è una cosa molto, molto bella e siamo contenti di viverla e di viverla bene. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.